Nel pomeriggio del sabato santo, il curatolo del mercato della Craparia, dopo aver augurato a tutti i dipendenti la Santa Pasqua, si era messo in cammino per arrivare in tempo a Milocca per la veglia pasquale. Contrariamente a quanto da lui previsto, si fermò al mercato del Palermitano per salutare alcuni suoi parenti che abitavano là e, da buon cristiano, per augurare loro la buona Pasqua. Si fermò più del previsto, infatti, quando si rimise in viaggio per Milocca era tardi e arrivò al fiume che era già buio. Il cielo era coperto di nuvole bianche, spinte dal vento della sera verso ponente. Esse oscuravano la poca luce della luna e in questo modo era veramente difficile vedere le pietre del guado. Mentre si spostava un po' a destra e un po' a sinistra, gli parve di sentire un chiacchierio appena percettibile, come se venisse da lontano, un vociare confuso di suoni. Si girò, guardò attorno per vedere meglio e per riuscire a capire da dove provenivano quelle voci. Parevano strane voci di felicità, canti di nenie mai sentite prima, esclamazioni di gioia di gente che si rivede dopo lungo tempo. Le voci aumentavano e, preso da sospetto, si portò dietro un masso, vicino alla sponda del fiume, e si rannicchiò su se stesso, quasi a volersi nascondere. Fu allora che, guardando dal basso, scorse una grande folla di minuscoli esseri, alti meno della sua mano, ma del tutto simili a lui, che uscivano dalle fenditure della rocca di Ianneco, correndo festosamente verso il fiume, proprio verso di lui. Erano i Guvitedda, esseri minuscoli non più alti di un gomito, che abitavano le viscere della montagna e il fondo delle caverne. Questi però escono dal loro mondo una sola volta all'anno, proprio la vigilia di Pasqua, e vengono per purificarsi nelle acque del fiume. Il curatolo guardava incredulo quei piccoli esseri, che sbucati da ogni parte si rincorrevano felici. Vociavano di qua e di là e saltavano nell'acqua festosamente. Tutto aveva il fascino di un mondo sconosciuto, tra la realtà e la fantasia, di cui aveva spesso sentito parlare. Era solo una leggenda, il racconto fantastico di un mondo che esisteva solo nella fantasia. Ma ora era là, davanti a lui, nella più piena realtà, espressione felice di un'umanità che fugge la luce e la compagnia degli uomini della terra. I Guvitedda erano i custodi fantastici di favolosi tesori nascosti, di cui parlavano le antiche leggende, ed erano qua, a 2 passi da lui, veri, privi del loro mistero e del mistero della loro esistenza. Gli sarebbe bastato allungare il braccio per prenderne qualcuno, da fare vedere l'indomani a tutti gli increduli, che avrebbero riso della sua avventura. Però non lo fece, poiché anche questi erano creature di Dio e a nessuno è lecito fare del male per una vana curiosità. Rimase lì, a guardare, dimentico del tempo e del proposito di arrivare a casa per la veglia di Pasqua. Poi nel cielo cominciarono a levarsi le gallinelle, annunziando l'alba non lontana. Allora, a gruppi, così come erano venuti, i piccoli esseri riprendevano la strada del ritorno alle loro caverne. Il buio della notte andava diradandosi e ora era facile vedere il passo del fiume. Si avviò, stava scendendo nell'acqua, quando sentì il pianto di un bambino, sommesso e accorato, proprio accanto ad una pietra vicino. Era un Guvitedda. Guardò in basso e lo vide, alto appena quanto un dito. Piangeva, perché era rimasto solo, mentre gli altri erano andati via prima della luce del giorno. Il curatolo si abbassò e tese la mano aperta verso di lui, il quale, dapprima titubante, afferrò il dito del curatolo saltando nel palmo della sua mano. Il curatolo chiuse la mano delicatamente, allungò il passo e raggiunse l'ultimo gruppo dei piccoli esseri che stava entrando in una fessura della montagna. Depose Guvitedda a terra e con un balzo questo saltò avanti a tutti, felice di ritornare nel suo mondo. Soddisfatto di quanto aveva fatto, il curatolo riprese il cammino verso Milocca. Solo più avanti, però, a mezza strada, si volse indietro verso Sutera, da dove lo scampanio festoso della chiesa madre annunciava la Pasqua. Il curatolo si fermò, perplesso, e si chiese come avesse fatto a passare il fiume portando quel piccolo essere dai suoi compagni senza che si fosse bagnato le scarpe.